Come fa un virus basato su sole 5 proteine a piegare il nostro corpo al suo volere? Come fa a convincere una cellula a produrre nuove particelle virali? Come fa a sfruttare il nostro apparato molecolare e piegarlo alle sue intenzioni? In questo video vi racconto passo per passo la strategia di invasione del coronavirus e come usa le sue 5 proteine, proteina di membrana, emaglutinina, spike, nucleare e replicasi, per costringere la cellula infettata a lavorare per lui. E questa fase avviene in 6 mosse. La prima mossa è l'attacco del virus alla membrana cellulare. Immaginiamo che questa sia una cellula polmonare e il virus attraverso spike lega un recettore che è il recettore ACE2, l'enzima che converte l'angiotensina, e lo lega in maniera molto specifica. Questa interazione, questo rapporto tra spike e questo recettore è quello che definisce il tipo di cellula che il virus infetterà, in questo caso una cellula polmonare, ed il tipo di malattia che ne consegue. In pratica è come se la proteina S fosse la chiave che apre il lucchetto, che apre poi la porta d'ingresso della cellula per le vie respiratorie. Questo è un rapporto molto specifico, infatti il virus non è in grado di legarsi ad esempio a una cellula epatica perché i recettori sulla sua superficie, come ad esempio il recettore per il galattosio, sono diversi dal recettore per gli spike e non permettono quindi l'interazione tra i due virus. Fase numero 1, interazione tra virus e cellula bersaglio. C'è poi la seconda mossa, l'internalizzazione, ossia la penetrazione del virus dalla superficie della cellula all'interno del suo citoplasma. E per questo il virus utilizza un'altra proteina, la proteina E, l'emaglutinina. Il virus infatti forza la cellula a portare al suo interno una vescicola che qui vediamo più in grande. All'interno di questa vescicola vengono poi rilasciati degli enzimi che tagliano spike. Vedete che adesso gli spuntoni sono stati sforbiciati dalla superficie del virus. E questo avviene solamente perché queste vescicole hanno il pH acido, una particolarità molto importante poi per quando parleremo dei farmaci. E a questo punto vi dicevo la funzione della proteina E, l'emaglutinina, che grazie all'attivazione di queste proteasi acide è in grado di stabilire un rapporto tra l'involucro del virus e l'involucro della vescicola che lo ha portato all'interno, portando quindi alla fusione. A questo punto avviene la fase 3. Siamo qui all'interno di una cellula infettata con il virus che si è già fuso alla membrana della vescicola. Vedete che adesso la proteina spike è stratagliata, non interagisce più con la molecola di recettore che l'aveva contattata prima e adesso grazie alla fusione delle due membrane libera la proteina, la molecola di RNA all'interno del citoplasma. A questo punto puoi iniziare la prima fase della replicazione. Grazie alla replicasi, la prima proteina prodotta leggendo l'informazione genetica. Ma non è l'unica fase, l'unico step che avviene in questa fase, perché anche la nucleoproteina inizia a essere rilasciata dalla molecola di RNA. E vediamo perché. La nucleoproteina N era in grado di bloccare le funzioni cellulari ed è quindi adesso impegnata in giro per la cellula a spegnere tutti i meccanismi di difesa della cellula, mentre la replicasi, la proteina R, sta producendo tutte le altre proteine che servono, inclusa la duplicazione del genoma di RNA. A questo punto iniziamo ad essere in questa fase, la cellula infettata è stata riempita di proteine virali e di genoma virale in arancione.
Qui ci sono tutti i pezzi che servono per l'assemblaggio, che infatti è l'ultima fase del meccanismo di invasione. Adesso i virus sono di nuovo pronti per essere rilasciati al di fuori della cellula, che a questo punto muore ed esplode, e questi virus possono poi andare in giro ad infettare altre cellule. Nel prossimo video scopriremo quindi passo passo quali farmaci e quali cure possono bloccare la funzione di quelle 5 proteine e delle varie fasi di ingresso, replicazione ed assemblaggio del virus. L'unico modo che abbiamo per fermare l'epidemia. Grazie.